Lo scacchiere è cambiato, le urne riempite dai 534.000 elettori, 80% di affluenza, hanno spazzato via le pedine posizionate da decenni. Tutto da ripensare per centrosinistra e centrodestra, c'è da fare i conti con il Movimento 5 Stelle, quello che ha rotto gli argini nel territorio veneziano, piazzandosi come primo partito in provincia alla Camera con il 29,5% e strappando al Senato la seconda posizione con il 27,3%. Risultato storico, risultato impressionante. Il PD vince di misura al Senato con il 27,6% e alla Camera si ferma al 25,5%, raggiungendo in coalizione il 28,2%, ma rispetto alle elezioni del 2008 perde quasi 7 punti percentuali. E può sorridere solo a Venezia città, dove soffre ma rimane la prima forza. Lo schiaffo più doloroso lo deve comunque subire il centrodestra, trionfante alle ultime elezioni provinciali. PDL e Lega alla Camera raggiungono il 26%, meno 20% rispetto al 2008. Con le fazioni divise la situazione è ancora più drastica, con il PDL che, pur profondamente ridimensionato, sopravanza nettamente il Carroccio. Numeri anche peggiori al Senato, con la Lega crollata al 6%, 13 punti in meno rispetto al 2008. Sparigliati tutti i giochi, strategie evaporate da ripensare nel prossimo futuro. Il malcontento che serpeggia in regione con le richieste pideline di rimpasto in giunta potrebbe sbarcare anche a Cacorner, dove le scintille tra gli alleati del centrodestra che guidano la provincia non sono mai mancate. Fa meglio del Carroccio al voto anche la lista Monti, 10,6% alla Camera, 9,3% al Senato, mentre vengono soffocate sul nascere le alternative di Rivoluzione Civile di Ingroia e Fare per fermare il declino di Giannino. Nel frattempo sono 14 gli eletti veneziani che si apprestano a raggiungere Roma per mettere mano al governo più instabile degli ultimi anni e a dare il cambio agli esclusi eccellenti, primo fra tutti Massimo Donadi, ex Italia dei Valori, finito nel crollo del Centro Democratico. Il PD porta a Montecitorio le nuentri Davide Zoggia e Michele Mognato e i veterani Pierpaolo Baretta, Andrea Martella ed Elia Murer, mentre al Senato è confermato Felice Casson. Il Movimento 5 Stelle vede alla Camera l'arrivo degli assoluti esordienti Marco Davilla e Arianna Spessotto. Il PDL può contare su 3 eletti. Se per Renato Brunetta è quasi una formalità, per la prima volta il coordinatore provinciale del PDL, Mario Della Tor, sbarcherà a Palazzo Madama, dove ritorna anche Michele Zuin, consigliere comunale a Cafarsetti. C'è un posto veneziano anche per i montiani, con Enrico Zanetti alla Camera. Infine, la Lega, solo un eletto veneziano, specchio della crisi del Carroccio, sarà il giovane Emanuele Prataviera a entrare a Montecitorio per la prima volta.